Sono aumentate di 10 volte in 5 anni le prescrizioni mediche per l'utilizzo di prodotti a base di cannabis a scopo terapeutico in Veneto. La relazione appena approvata dalla Commissione Sanità del Consiglio regionale del Veneto fotografa una situazione in piena evoluzione. Sono farmaci o preparati galenici utilizzati per un'ampia gamma di patologie legate soprattutto alla terapia del dolore o su pazienti neurologici o oncologici. Pazienti che sono in grande aumento. Nel corso del 2019 sono stati 1621, quasi 500 in più rispetto al 2018 e al 2017. Non ci sono dati più recenti. La legge, che è regionale, prevede che vi possano far ricorso anche persone affette da grave spasticità, sclerosi multipla, lesioni midollari, dolore cronico e che non abbiano risposto alle terapie raccomandate. Il 60% dei pazienti ha pagato di tasca propria i prodotti e solo il 40% ha ottenuto i farmaci a carico del Servizio Sanitario Regionale. L'ULSS Euganea, la 3 Serenissima, la ULSS 8 Berica, la ULSS 9 Scaligera sono quelle con il numero più alto di prestazioni, anche se è l'ULSS 5 Polesana ad avere la percentuale di pazienti in trattamento più alta rispetto al numero di abitanti. 177 per milione a fronte dei 105 dell'ULSS Scaligera, 100 dell'ULSS Berica e degli 81 dell'ULSS Veneziana e 80 per milione di abitanti dell'ULSS Euganea. La gran parte delle prestazioni arriva dai medici di medicina generale, un terzo da specialisti di terapia del dolore e anestesia, neurologia e cure palliative. Il rimanente 13% sono effettuate da psichiatri, reumatologi, neuropsichiatri infantili, oncologi e medici con altre specializzazioni. La relazione, presentata in Commissione Sanità, evidenzia però la difficoltà di valutare gli effetti del trattamento con questi farmaci a causa della scarsa comunicazione tra chi li prescrive e il servizio farmaceutico delle ULSS e della carenza anche di una piattaforma regionale informatica per il rilevamento di questi dati. In base alle schede pervenute in regione risulta però che il 59% dei pazienti registra un miglioramento della sintomatologia, il restante 40%, mentre risulta stabile, solo alcuni hanno peggiorato gli esiti o sospeso il trattamento. Un capitolo a parte riguarda i costi. Nel 2019 per i prodotti terapeutici a base di cannabis sono stati spesi in Veneto 463.000 euro, di cui 316 a carico del cittadino e 147 a carico del Servizio Sanitario Regionale. Rispetto al 2018 la spesa è cresciuta di 191.000 euro, di cui 72.000 a carico dei cittadini e 119 a carico del Servizio Sanitario Regionale. Dati che dimostrano come si possa ormai pensare ad un bilancio serio sugli effetti di questa legge applicata in Veneto già da 5 anni.